A Cagliari, in piazza Garibaldi, Gigi Riva ha subito un furto, gli hanno rubato il cellulare, ha fatto un'offerta a un ragazzo straniero e lui ne ha approfittato. Lei è una commerciante qua in piazza Garibaldi da 2 mesi. Cagliari è una città sicura? No, va bene, non penso che Cagliari è una città sicura. Magari a Piazza Garibaldi un pochino più sicura, anche se magari succede qualche cosa, però ci sono anche, non so, Piazza del Carmine, che proprio non è sicura per niente. Poi ci sono, non lo so, altre piazze, quello che io giro comunque da queste due piazze, però mi sa che qua a Piazza Garibaldi è un po' più sicura. Però non si sa mai, perché un altro giorno arriva, non lo so, qualcuno ruba qualche cosa. Certo, dobbiamo sempre stare attenti, perché ci sono tante persone che fanno queste Anche cose. stranieri, secondo lei? Sì, e stranieri, io penso magari anche quelli furbetti che arrivano e magari anche approfittano di più. Va bene, ci sono anche quelli nostri, italiani, però quello non lo so chi ruba di più, chi di meno, però ci sono tutti, ma io penso che è un mondo tutto uguale, ci sono quelli che rubano dappertutto. Cagliari dal suo punto di vista, quindi in una scala da 1 a 10, quanto è sicura? No, va bene, no, non lo so, però magari di fronte di quelli città grandi, Milano, Roma, io penso 8. Lei parlava di stranieri furbetti, in che senso? Stranieri furbetti perché loro approfittano, perché vedono che magari gli italiani più comunque non come si dice, mettono portafoglio ad esempio nella tasca a jeans, capito? È più facile rubare quel portafoglio, però qua tutti vanno con portafoglio nella tasca a jeans, capito? È più facile rubare. Perché se una persona mette portafoglio, non lo so, dentro il giubbotto, dentro la borsa, da qualche parte, è più difficile. Lei a Cagliari si sente sicura in tutta la città? No, non è tutta la città, però diciamo già Cagliari è un po' tranquilla, non dappertutto. Però. Quali sono le zone della città, dal suo punto di vista, secondo la sua opinione, più pericolose? Ma io penso anche stazioni, treni, perché anche lì ci sono tanta gente e tu non lo sai chi è, perché si mischiano tutti quegli studenti con quella gente che rubano. Dove ci sono di più movimento, io penso, è lì più pericoloso. Lei non è sarda? No, non sono sarda. Da dove viene? Io sono di Ucraina. Dall'Ucraina. E si chiama? Sono Valeria. Ed è qua almeno come negozio da 2 Comunque mesi? noi siamo sì da 2 mesi qua. Io ancora non lo so, però a questi 2 mesi che siamo qua almeno a Piazza Garibaldi un po' tranquilla. E la gente, va bene, la gente è tranquilla. Non posso dire che può darsi succede qualche cosa, però è tranquilla questa Però zona. altre zone che diceva Però Piazza del altre Carmine, zone, sì, stazione. Piazza del Carmine è un disastro, stazione, perché lì va bene vicino. E perché Piazza del Carmine è un disastro? Perché ci sono tanti che la gente che si sbarcano e non lo so, non controllano, non lo so, perché ci sono tanti questi gente di colore che tu non lo sai cosa c'è dentro la testa.